C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con C'entro anch'io. Che cos'è un morrione aguzzo? Chi andava a fare la guerra nel XVI secolo ben lo sapeva e noi lo impariamo oggi. Ecco un tipico morrione di produzione bresciana che completava un corsaletto da piede di modello detto alla pisana. È inciso lateralmente con le figure dei santi Faustino e Giovita, protettori di Brescia, e al centro la Santa Croce, probabilmente usato da milizie locali, forse da un ufficiale bresciano durante la dominazione veneziana. Amiche e amici, attenzione, secondo voi alla gioielleria Bertarini in via Moretto all'angolo quasi con Corso Cavour qui a Brescia no gh'è cagna roto che no va la mo argoto? E questo è il proverbio di oggi. Senta signor Giuseppe, nughe cagna rota che no va la mo argoto, lei riesce a capirlo? Beh, sì, sono bresciano, il canestro rotto, no, che non c'è un canestro rotto che non valga ancora qualcosa. Cioè che alla fine che significato può avere? Significato che qualsiasi cosa può valere. Signor Giuseppe, lei è un fenomeno. Perché? Perché ha azzeccato, Sì. complimenti. Grazie, sono bresciano. Marco, no gh'è cagna rota che no va la mo argoto. Cagna? Come? Bicicletta? No, sbagliato. Beh, però dai, non è cagna rota, cagna lo scopriremo, che non va la mo argoto, ok? Sai che sono in difficoltà? Sei bresciano tu? Sì, sono bresciano. Sai cos'è la cagna? No. Segui, ce lo scoprirai. Antonio, tu sei bresciano? Sono bresciano di Leno. Bresciano della provincia, quindi ci sta. Della Bassa. Della Bassa. Antonio, io te lo dico, vediamo se tu lo capisci. No che cagna roto che non va la mo argoto. Cioè? Non c'è bacinella. La cagna e la bacinella, Sì, per la te. bacinella rotta che non valga ancora qualche cosa. Ovvero, che significato può avere questo proverbio? Che comunque sia è pur sempre riutilizzabile. Qualsiasi cosa in nostro possesso, insomma, può essere. E ti è capitato mai Può di. avere una qualche utilità. E tu ti è mai capitato di recuperare qualcosa? Dici, ah, questo, guarda, mi torna. Molte cose. No che cagna roto che non va la mo argoto. Cagna rotta? Cagna forse richiama il cagnol. Me l'avevano spiegato i miei nonni, è tipo un cesto o qualcosa, quindi penso non c'è un cesto rotto che non possa essere riutilizzato in qualche modo. Qualcosa del genere, credo. Non lo so. No che cagna roto che non va la mo argoto. Non c'è una cesta rotta, la cagna, che vale ancora qualcosa, che può essere utilizzata, chi lo sa, per qualche altra funzione o qualche altro impiego. Questo per le cose, ma anche per le persone anziane magari, ve lo sentite dire ogni tanto. Grazie per essere stato in nostra compagnia, alla prossima.